Continua la visita al territorio di competenza del Consorzio di Bonifica Delta del Po. Siamo nel comune di Portotolle, nell'isola di Polesine Camerini. Progetto per la bacinizzazione dell'ansa di Volta Vaccari, di un invaso di acqua dolce ai fini irrigui, da utilizzare nei periodi di forte risalita del cuneo salino. Progetto del 2010 per un importo di 3.300.000 euro. Di fronte a me c'è questo bacino di invaso di una superficie di 50 ettari, sfruttando appunto l'altezza che può arrivare anche fino a 2 metri, arriviamo ad avere una riserva, un bacino, un accumulo di acqua dolce di 1 milione di metri cubi. L'idea è molto semplice, perché se quella che è qua di fronte era un'ex ansa del fiume, che è stata rettificata negli anni passati, perché l'idea qua era quella di difendersi dalla troppa acqua, quindi il fiume doveva scaricare più velocemente la piena verso il mare. Quindi è stata rettificata ed è stata abbandonata. Ma non essendoci questo manufatto, chiaramente essendo a 3-4 km dal mare, qua era sempre pieno di acqua salata, sempre di più negli anni. Allora l'idea, che a vederla adesso è molto semplice, è stata quella di chiudere questo bacino, realizzare anche con un manufatto di larghezza e di intervento abbastanza limitata questa chiusura. Sotto qua ai nostri piedi ci sono 2 coppie di paratoi che fanno cosa? Si aprono quando la portata del fiume è sufficiente, è una portata importante, quindi vuol dire che qua davanti c'è acqua dolce, le apriamo e riempiamo il bacino con l'acqua dolce. C'è l'acqua salata e adesso oggi il Po a Ponte d'Ago Scuro sta facendo registrare 2600 metri cubi al secondo, quindi una portata importante, ma nel 2022 qua transitavano meno di 100 metri cubi al secondo. Eccolo qua, lo vediamo qua. Quindi da monte a valle il Po va a scaricare verso mare. Questa era l'ex ansa dove passava il fiume, qua è stata chiusa da un arginello, e quello che siamo andati a fare è questo intervento qua dove siamo adesso. Quindi un arginello anche poco impattante e questo manufatto con due sistemi di coppie di paratoie da 7 metri ciascuna, più un altro varco per garantire l'entrata e la navigazione all'interno di questo specchio.